Quarta prova del Memorial Donald Stevenson, pentagonale seniores Agis, 4 palle la migliore, medal. Ultimo giorno d'estate, la parte del leone l'hanno fatto i leoni del Golf Club di Venezia, e mi riferisco alla bellissima vittoria di Giorgio Gorin e Massimo Zanon con il primo lordo, 72 colpi, quindi significa par del campo, e il primo netto di Arcangelo Casonato e Mario Gonella, 67 colpi, molto bene, cioè 5 sotto il par del campo. Cominciamo con Giorgio Gorin. Massimo Zanon si alza molto presto la mattina, ha dovuto scappare, lui lavora al mercato ittico e alle 3 di mattina normalmente si sveglia, e quindi a ritirare il premio è stato per lui Giorgio Gorin. È stata una grande gara. Devo dire grazie al mio compagno che quest'anno è new entry, perciò è appena entrato in questa categoria, e grazie a lui abbiamo portato a casa questo bellissimo 72. C'è una piccola macchia però in questo pentagonale seniores, che oggi ha vinto anche il Golf Club Venezia, la classifica a squadre. Manca però nella classifica generale perché avete saltato una gara. Quale? Purtroppo per i problemi di coincidenza con il Senior Tour che si verificava a maggio a Venezia non abbiamo potuto ad affrontare la gara di Verona, e da quel momento diciamo così che si è sfaldata un po' la squadra. E nelle successive contiamo ad essere sempre presenti e portare a casa di buoni risultati. Complimenti ancora, perché giocare così è sempre un grande. Comunque la zampata dei 3 leoni del Golf Club Venezia, e ricordiamo che la quinta prova, l'ultima del pentagonale, si svolgerà a ottobre a Villa Condulmer. Ecco, Arcangelo Casonato, normalmente siete un po' penalizzati quando giocate fuori da Venezia, perché Venezia, io l'ho sempre detto, per me è uno dei più bei campi d'Italia, quindi non lo nascondo nemmeno oggi, è il più bel campo sicuramente del Veneto, però siete penalizzati dal fatto che quando giocate fuori il vostro handicap si abbassa. Però qui a Padova evidentemente avete fatto i bambini coi baffi. Ma direi che qui a Padova oggi un campo bellissimo. E poi diciamo che io gioco 5, oggi ho giocato 3, avendo il compagno che mi ha aiutato molto oggi a giocare, siamo riusciti lo stesso a portare un buon risultato. Hai vinto sul giorno. Mario Gonella ha giocato molto bene oggi. Beh, insomma non benissimo, è una giornata eccezionale, l'ha fatta il mio compagno Casonato, Arcangelo, e è stato importante che in certe buche dove lui non è riuscito a far bene ho fatto bene io, per cui il risultato totale in finale è stata una cosa simpatica e abbiamo vinto bene, meritatamente anche. Questo sicuramente è un bel campo, ma cosa ha di più Venezia rispetto a questo campo? Diciamo che Venezia il campo è un campo molto più tecnico, ha certe difficoltà che qua non le troviamo perché il campo è molto più aperto, e Venezia bisogna giocare con molta attenzione, e bisogna saper giocare a golf per giocare a Venezia. Per fare i risultati a Venezia bisogna essere dei bravi giocatori di golf. Complimenti, voi lo siete sicuramente. Un'ultima chicca, ci stanno portando via l'Open d'Italia Seniores. Direi che questo è un po' da quando sono entrati dentro i Di Ponziano e compagnia, Venezia ormai viene sempre accantonata, forse anche per le spese di trasferimenti. Però ho ancora un piccolo margine perché i giocatori del Senior Tour piace molto venire a Venezia, specialmente alle mogli. Speriamo che queste convincano i mariti a venire a Venezia piuttosto che andare, non so, ad Asolo o qualche altra parte. Io credo che un campo in una città come Venezia siano uniche al mondo.